Altri 8 comuni, altri 200.000 euro per completare la rete dei 450 chilometri di itinerari ciclopedonali nei comuni dell'area UNESCO nei territori del Prosecco. Siglato in provincia il protocollo d'intesa che punta a migliorare l'offerta turistica. Si tratta di interventi, le due panchine, la piazzola attrezzata, la bacheca, il selfie point, il bel vedere, che consente quindi a turisti e visitatori di fruire in sicurezza, di poter far turismo slow, girare nel territorio, avendo questi punti di accoglienza e avendo anche visibili le informazioni utili per potersi orientare. L'anno scorso sono stati coinvolti i comuni della sinistra Piave, ora quelli della destra Piave, interventi finalizzati a migliorare l'offerta turistica. Oltre che fare la promozione pura e semplice, bisogna cominciare a incidere molto nelle infrastrutturazioni in modo che chi viene, perché è venuto a conoscere questa realtà, trovi quello che cerca. Percorsi, indicazioni, piazzole di sosta, ma anche un'integrazione con le produzioni tipiche del territorio. Per rendere il nostro territorio più interessante, più bello, più attrattivo nei confronti dei turisti che lo visitano, ma anche per le nostre stesse comunità. Turismo che dopo il Covid ha visto un notevole incremento degli arrivi italiani, ma anche molti stranieri in visita alle colline UNESCO attirati dalla bellezza del paesaggio e dell'enogastronomia, ed ogni comune ha qualcosa da offrire. Significa valorizzare i vecchi percorsi, usufruire dei vecchi percorsi per raggiungere le mete quali Rota Caglieron, oppure la vecchia borgata di Osilo con tutte le sue sorgenti, congiungersi alla vecchia strada Remiera, che è un progetto fatto in associazione con il comune di Sarme del Cappelle Maggiore, quindi sviluppare un po' tutto il progetto turistico della zona. Ente capofila la provincia, che sottolinea l'indotto che questi progetti portano al territorio. Porta dei benefici che poi si quantificano in numeri importanti. Fino a ieri le colline del Prosecco richiamavano al Prosecco tout court. Oggi invece tramite il Prosecco e tramite la sua peculiarità, la peculiarità di quel territorio, abbiamo la possibilità di mettere in evidenza anche altre bellezze.